sui fonti. Ma è toccata. Ciao. Cosa c'è? Ma... Aio! Oh, buonasera. Buonasera. Avarra in cuore mezz'ora. Ciao. Il sindaco di Scaffingio è tornato. Buonasera. Sera, sindaco. Ma quello che è uscito è Tebecchino. No, è Paolo Calmo, il regista. Sceda. Scusate l'introduzione. Come mai è venuto anche oggi? Sì, è sempre Scaffingio? Sempre Scaffingio, beh, sapete Provincia... così. Provincia autonoma, abbiamo un statuto speciale. Speciale. Su questo io vedo un po' capare. Come va, sindaco? Come va? No, tutto bene, sono venuto a fare una testimonianza, un po' capare di questo sciacomanne casino che è succedendo. Ho visto la limondezza. Ecco. E voi noi a Scaffingio siamo un comune esemplare. Cosa avete fatto? Abbiamo abbattuto i costi per immondezza, perché abbiamo istituito già da me questa raccolta differenziata. E come l'avete organizzata? In modo efficace, io su questo, un po' che parole, prove, abbiamo messo questo decisi bottus, barattoli, di diverso colore, in ogni caso, proprio ci vogliamo... Bottus? Bottus. E l'umido dove lo mettete? Cosa? L'umido dove lo mettete? No, Caste, Massimo, noi in bidda siamo in un altopiano, ci tocca sempre il sole, umido non dite niente, solo più. Ma che cosa cappi? Ma non l'umido il clima! È ventilato, comprendi? È bello. I residui organici dove li buttate? Rubare le cose grandi, di anguria, l'umido si chiama. Rubare le cose. No, noi abbiamo già istituito da tempo, poche parole, abbiamo 7 scroffe in comune. Scroffe? Mardisi. In poche parole, tutta la gente porta questa rogalla di India, tutta questa burrumballa di cose grandi, la portiamo per dare da mangiare a queste scroffe comunitarie. Come comunitarie? Non ho capito. A cosa servono le scroffe comunitarie? No, ti spiego, Massimo. Allora, le scroffe comunitarie sono comunitarie perché servono agli studenti universitari de Bidda, poi pagare a Castello. Sì, ma non ho capito, si spieghi meglio, che accettano le scroffe con i ragazzi del Bidda. Dunque, si spiega. In poche parole, queste 7 scroffe comunitarie, in poche parole, vunte in comune, partoriscono in modo programmatico. Come programmatico? In base alla sessione di esame. Spicciocchezzo, in poche parole, de Bidda, che denti sa, deve andare da un esame, picanta 2 procededus, scendono a Cagliari, li danno al professore e passano l'esame. Quindi... bello! Quindi... gli studenti si laureano grazie a... Certo. E i docenti? Si va a Patanzi Mondezza e Bidda. Bella trovata. Perché in poche parole loro si laureano, hanno gente procedus. Quindi state anche creando sviluppo. Stiamo creando sviluppo. La plastica come la smaltite? La plastica la smaltiamo da Vinnigaus una volta alla settimana, la portiamo all'asilo nido. Lì abbiamo una bella caldaia, un'invenzione di uno De Bidda, di uno Ferreri. Una caldaia. Una caldaia, la mettiamo tutta lì, la plastica, scallau sotto e riscaldiamo l'acqua per tutto il paese. Ma non inquina? Ma fuori però. Fuori l'aria, certo. Vabbè, spipiedo su ma che cosa? Dai, ma scusi. Quindi ma inquina, non si dovrebbe mettere. Inquina, però fuori, sono arrangiati. E gli altri rifiuti come li smaltite? No, gli altri rifiuti abbiamo questa legge de minimis. De minimis. Cosa fa questa legge? Dunque, su questa legge, in poche parole, con questa legge... Avete dato soldi a chi? A saggenti. Con questa legge sono a saggenti sono dinai. Così a fuliatura. Quindi abbiamo dato soldi a questi ragazzi disoccupati del paese per comprare un'ambulanza vecchia. Come un'ambulanza? Cosa significa questa ambulanza? Per i rifiuti? No, ti spiego, Massimo. In poche parole, questa ambulanza serve per caricare tutto s'immondezza del Saida. Cioè loro passano e caricano con le sirene? No, le sirene sono quelle studate. Allora, caricano tutto s'immondezza del Saida, poi loro accendono le sirene e partono verso l'ospedale. Come arrivano al paese vicino, caricano i cassoneti del paese vicino. Scaricano. Ma sta scherzando? No. Ma non si può fare. Ma perché, scusi? Perché ci sa da arrangiare su sindaco del Satrade, smaltire questi momenti. Usare il collega. E le spese di gestione? No, per quanto riguarda le spese di gestione, dell'ambulanza? Dell'ambulanza abbiamo fatto già domanda alla Regione, abbiamo inserito quest'ambulanza nel circuito 118. Come circuito 118. Ambulanza del Saliga? Del Saliga in 118. E come fate? In poche parole facciamo chiamare sempre uno diverso di paese, mi intendo un Mavi, parte di questa ambulanza, carica di immondezza, non arriva da mai ospedali, però ci rimborsano la benzina. E quindi lei si sente di consigliare a Bassolino e... C'è da mancare, infatti sono qui, voglio fare un appello a Bassolino e dato Scim. No, Iervolino, una donna. Sì, una vago alterata. In poche parole, gli voglio fare un appello, venite in paese, indicate il modello del nostro paese, in 15-20 giorni prenesi Avellino di immondezza. Grazie. Io ringrazio, scusate del disturbo. Vi aspettiamo, dove le invitiamo? Venite a Scaffingio.
Quando volete venite a Scaffingio che Ma cosa c'è da fare in questo periodo a tieni Scaffingio? una bella sagra. Che sa, grazie. Adesso scaffimento. E come succede? Si scaffio su de pare. Grazie, ci sarò. Ci sarà? Allora Ci manda la provo. pubblicità. Tanto pubblicità. Chi cambia canale? Si scaffi. Si scraffiti. A schinature, compreso. Ciao. Sindaco di Scaffingio, stiamo tornando.